di nuovo buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Quello che facciamo adesso è la presentazione di un libro importante che traccia un po' quelli che sono il segno della città di Mestre nella storia, una storia che molti magari conoscono poco o che magari ritengono possa essere limitata nel tempo. Così non è, spiegherà meglio di me l'autore, che Mestre affonda le sue radici un po' nella leggenda, un po' nella storia, ma molto lontano nel tempo. Assieme a noi c'è il presidente degli ordini di giornalisti del Veneto, che interverrà, e Giuseppe Brandin, che poi anche gli contribuirà alla presentazione. Solo due parole intanto per portarvi sono Vincenzo Conte, sono il presidente della municipalità di Mestre e vi porto appunto il saluto di questa istituzione decentrata che ha voluto sottolineare un po' la carenza che negli ultimi anni si evidenziava nel festeggiare il santo patrono di Mestre. Molti di noi, perché vedo che insomma, un po' tutti siamo oltre di Anta, ricordano che una volta San Michele era una festa importante, le bancarelle, la tombola in piazza, c'erano tante cose, se volete, paesane, ma con questo non vuol dire un accento negativo, era un accento positivo, perché queste feste, queste iniziative trovavano forza e origine in quello che è veramente le origini di Mestre, un castrum, un paese che poi piano piano si amplia, diventa città per poi sparire nell'anonimato di fronte a un sopruso politico, amministrativo e d'affari, quando nel 26 viene soppresso il comune di Mestre. Non vado oltre, dico che abbiamo organizzato questi festeggiamenti approfittando di San Michele e del 30 che è San Girolamo. Abbiamo messo assieme gli operatori commerciali e culturali delle vie San Girolamo e Caneve. Ci sono in questi 2 giorni 3 presentazioni di libri importanti, un po' tutti sulla storia di Mestre. C'è stata la nuova banda di Mestre, la banda Vittoria, che ha mosso i primi passi, perché a Mestre eravamo carenti di questo, l'unica banda nel territorio era la banda di Tessera. Oggi pomeriggio c'è la quadriglia, adesso siamo stati in visita ad una struttura che io, che abito a Mestre dal 60, non avevo mai visto. È il piccolo chiostro delle suore di San Girolamo, perché oggettivamente quando dal parcheggio Ponci si guarda verso la chiesa di San Girolamo non si percepisce la profondità che c'è dietro quella mura, e invece dietro c'è un chiostro che, pur recente del 50, però ha la sua bellezza. C'è una mostra di fotografie della stazione Mestre Mia, di fotografie della vecchia Mestre, che ci riporteranno con il pensiero agli anni della nostra gioventù. Non vado oltre, oggi pomeriggio c'è anche del glamour, c'è una sfilata di una produzione di occhiali, c'è appunto la quadriglia, insomma, tutta una serie di iniziative che in qualche maniera riprendono questa festa assieme a San Girolamo, che è attaccata, e vogliamo pensare tutti che sia l'anno zero e che questa iniziativa possa essere poi reiterata ogni anno. Mi concludo, perché dobbiamo lasciare la parola a colui che è l'attore protagonista, e quindi lascio la parola all'autore per illustrarci la sua opera. Grazie. Collega mio per parecchi anni al Gazzettino e presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, che mi ha onorato della sua presenza. Gianluca, a te. Intanto grazie per l'invito. Io ho 2 parole, perché Gigi credo che a Mestre non abbia bisogno di presentazioni, però 2 parole su Gigi, iniziato giornalista, mi sento di dirle, perché soprattutto in una fase in cui l'informazione, il mondo dell'informazione sta cambiando, sta diventando spettacolo, sta diventando gossip più che contenuti, più che cose serie. Gigi è ancora un giornalista di quelli che sono concreti, sono seri, sono rispettosi
della gente, rigorosi. Ecco, un esempio di quel giornalismo che a tutti piacerebbe leggere e vedere più spesso. E di conseguenza, quando mi ha invitato alla presentazione del suo libro, ho accettato non con piacere di più. Un libro che è un atto di amore nei confronti della sua città. Gigi, da persona curiosa, da persona che si è sempre interessata del tessuto nel quale vive, partecipa in maniera proprio molto molto viva alla sua città. Si vede che ci tiene, ci ha sempre tenuto quando ha lavorato in cronaca mestre per tanti anni, cercando di raccontarla. Lui è un appassionato fin da quando era giovane di musica, di tutto il tessuto musicale, culturale della città e ha cercato di raccontarlo, di parteciparvi finché era ancora in attività al Gazzetta. E questo libro è un po' la prosecuzione, credo, del suo amore per Mestre e della sua voglia di raccontare la città, perché come accennava il Presidente della Municipalità, è un libro che parla di storia, parte da Troia, dalle origini o dalla leggenda che si pensa si tiene sia la fondazione di Mestre, ma arriva fino sostanzialmente a domani, perché il libro si chiude con l'appuntamento del referendum per l'autonomia del Veneto, no? Del prossimo 22 ottobre. Ma anche quella del Veneto. E devo dire che non è solo storia, è la storia di oggi, è cronaca, è un lavoro che è prettamente giornalistico oltre che storico, con un passaggio tra la cultura, i momenti più che hanno fatto anche il dolore, la cruda realtà del terrorismo piuttosto che delle morti per amianto e per le vittime di Porto Marghera, dei lavori usuranti, dei lavori pericolosi. Passa attraverso la cronaca invece più gioiosa, con avvenimenti che hanno segnato in positivo Mestre. È un libro che parla di come è cresciuta Mestre nel sacco dell'edilizio e allo stesso tempo di come si sta sviluppando oggi o cerca di svilupparsi in positivo con alcuni progetti che negli anni passati e probabilmente speriamo anche in futuro la arricchiranno, la renderanno una città migliore. Insomma, un libro che cerca di entrare in profondità e credo non ci siano precedenti a Mestre di una complessità, di una completezza di un lavoro di questo genere. Per cui io a Gigi voglio dare un ringraziamento personale perché è una città un po' negletta come Mestre, che è sempre stata vissuta da fuori ma anche da dentro, perché in fondo anche i mestrini in qualche modo hanno sempre sofferto un senso di incompletezza di questa città a fasi alterne, perché poi si è ripresa, adesso sta vivendo un'altra fase di crisi, insomma, ma credo che di recuperare la memoria sia un'operazione straordinaria, perché soltanto recuperando la memoria possiamo cercare di andare avanti, migliorare e far ripartire questa città che è stupenda, soprattutto nello spirito giovane. Io credo che la città di Mestre, e Gigi lo racconta ancora nella Beat Generation, nella sua passione per la musica di quegli anni, è una città che è giovane, che è molto più metropolitana e più vitale di tante altre del Veneto. Ecco, io dopo aver fatto questa premessa, forse anche non mica se te lo meriti così, ma insomma, e ti passerei la parola per capire un po' come nasce questo progetto e se ci racconti che cosa l'ha ispirato. Immagino che sia un lavoro che è durato anche parecchi mesi, forse anche qualcosa di più di mesi. Allora, io ringrazio Gianluca per le belle parole. Immodestamente potrei dire che ci stanno tutte, non per quanto riguarda me, quanto riguarda quello che ho scritto in questo libro e per quanto riguarda la città. Alla sinistra estrema c'è Giuseppe Brombin. Giuseppe Brombin all'interno di questo libro ha avuto un ruolo molto importante ed è quello di essere stato l'illustratore del libro.
Il libro fa parte di una collana seriale che l'editore Biblioteca dell'Immagine di Pordenone fa alle città d'Italia. Ne ha già fatte diverse, cito Milano, Torino, Venezia, Pavia, Catania ed altre ne farà ancora. Può stupire che all'interno di questa collana di città, capoluoghi di provincia, città in ogni caso amministrativamente riconosciute, ci sia anche Mestre, che, diciamocelo, città non è una frazione. E vorrei partire da questo volume qua. Siamo nel 1924, l'editore milanese Sonzogno pubblica, che era un editore all'avanguardia perché pubblicava fascicoli che poi la gente a casa poteva rilegarsi e farsi i volumi. Questi fascicoli, le 100 città d'Italia, comprendevano, come fa oggi 100 anni dopo l'editore Biblioteca dell'Immagine, comprendevano le maggiori città d'Italia, le più significative. Il fascicolo 21, questo qui, parlava di Mestre. 100 anni dopo c'è questa nuova iniziativa che comprende Mestre all'interno di una collana di città d'Italia. Cosa mi ispira a questo? Il fatto che degli editori hanno riconosciuto a questa città un ruolo che molti non conoscono, quello di città. Con tutto il rispetto che ho per il presidente Vincenzo Conte, che sta facendo un faticoso lavoro a favore di Mestre, ridurre questa città, come è stato fatto dal 26 oggi, a frazione, a consiglio di quartiere, a municipalità come adesso, è sicuramente riduttivo e può essere anche sostanzialmente, vorrei dire, un'offesa, mi pare una parola un po' pesante, però non ne trovo altre, alla città stessa e ai cittadini che vi abitano. Perché Mestre è una città e meriterebbe di avere questo riconoscimento amministrativo. Parlavo di Giuseppe Grombin, illustratore. Le altre città, per le altre città ben più famose di Mestre, ho citato Milano, Torino, Venezia, eccetera, l'editore possiede un'antica raccolta di incisioni delle città che ha presentato. Per Mestre questo non c'era. E le incisioni presenti sugli altri libri sono sullo stile di questa. Quando l'editore mi ha proposto di fare, questo è il Parco Punci, poi ne parleremo, quando l'editore mi ha proposto di scrivere di Mestre, a parte il fatto che ci ho pensato sopra un po' perché era sicuramente un impegno oneroso e lo dico sinceramente, non sapevo se ne ero assolutamente all'altezza. Però per le illustrazioni ho subito fatto il nome dell'amico Giuseppe, di cui conoscevo già opere precedenti e sapevo che era forse il più adatto a fare questo lavoro, e lui l'ha fatto egregiamente e direi che è il valore aggiunto di questo libro. Io al momento mi fermerei qui e gradirei se Vincenzo e Gianluca hanno delle domande, poi Allora, come accennavo prima, il libro ripercorre più di 2000 anni di storia e tocca un po' tutti gli eventi di Mestre, con ovviamente un particolare approfondimento dall'inizio del Novecento ai giorni d'oggi. Parliamo di politica, il libro parla di tutti i sindaci principali, arriviamo fino a Brugnaro, ma toccando un po' i fatti principali di tutta la politica veneziana, mestrina, di tutti i protagonisti di questa storia. Ecco, io partirei da questo, no? In questo libro si parla un po' del passato ma anche del futuro della città. Della politica veneziana mestrina, quali sono i passaggi che secondo te sono stati quelli principali e quelli che hanno lasciato il segno in positivo e in negativo? Allora, sì.
Allora, c'è una data nell'arco di questa storia strana che è l'annessione di Mestre a Venezia. C'è, diciamo che dagli inizi del Novecento, e questo è tutto spero ben narrato nel libro, comincia l'attenzione di Venezia su Mestre, sull'area di Marghera che allora si chiamava i Pottenighi. Nel 1905 viene presentato in Consiglio Comunale un progetto di minima fatto allora per realizzare un porto, il porto di Venezia ai Pottenighi, che era area comunale mestrina. Quel progetto nel 1905 viene bocciato. Viene ripreso qualche anno dopo, modificato e accurato, eccetera. Ci sono altre persone come il conte Foscari, il conte Volpi, che mi sfuggiva adesso, ed altri ancora, che cominciano a lavorare per praticamente annettere solo quell'area dei Pottenighi a Venezia. Perché? Perché doveva farsi il porto. A Venezia c'era una grossa componente di cittadini che non volevano che si facesse un porto di Venezia a Mestre, perché diceva si depaupera Venezia, e già allora dicevano si lascia a Venezia solo la funzione turistica. Si pensava di farlo o a Sant'Erasmo, che sarebbe stato un obbrobrio alla bellezza e alla tranquillità di quell'isola, o alla Giudecca, o ancora da qualche altra parte, o verso il Malamo Collido. Però giustamente, o meno giustamente, Venezia insistette per farlo a Mestre, e la mia impressione è che gli anni della guerra che sono sopraggiunti, della prima guerra mondiale, siano stati utilizzati dai vari Foscari, Volpi, eccetera, per sottotraccia, per cominciare a lavorare, cioè mentre la gente era impegnata a preoccuparsi di quello che accadeva con gli eventi bellici, bombardamenti, eccetera, c'era chi lavorava per acquisire l'area di Pottenighi a Venezia. Infatti finisce la guerra 1917, questa è una data molto importante, l'area di Pottenighi viene acquisita da Venezia e viene creato il porto di Marghera, il porto di Venezia a Marghera. Un porto, se fosse stato effettivamente solo un porto, non avrebbe fatto i danni che poi ha fatto Porto Marghera, non solo a Mestre, ma alla laguna. Cioè, adesso c'è un timore, in caso di divisione dei comuni magari Mestre mette mano alla laguna, eccetera. Ma sta cosa, a parte il fatto che esiste la città metropolitana con poteri di controllo e di iniziativa, per cui non c'è questo timore, ma il danno che ha fatto l'area industriale di Porto Marghera alla laguna è un danno gravissimo e irreversibile, che penso che peggio di così non si possa fare. Per cui questi timori non esistono. Ma un'altra cosa ben grave è, e questo ho avuto modo di dirlo anche in altre occasioni, un'area industriale non si fa a ridosso del centro di una città. Se noi consideriamo il centro di Mestre, che va sostanzialmente dalla stazione a Carpenedo, città, piazza Ferretto e piazza Barche, e adesso anche piazza Candiani, ospedale comprese, vediamo che le prime industrie di Marghera sono state fatte in maniera cervellotica, al di là della stazione. Uno attraversa, passa il cavalcavia, che allora non c'era, c'erano i binari, la gente attraversava i binari e arriva alle prime fabbriche di Marghera. Il paradosso di via Fratelli Bandiera è che le donne di Marghera mettono fuori i panni. Adesso le industrie sono sostanzialmente obsolete e chiuse, ma quando andavano a 1000 mettevano fuori i panni e la sera li ritiravano neri per l'inquinamento delle fabbriche che avevano di fronte. Questo è stato, cioè Ferrara, voi lo vedete anche voi andando in autostrada a Ferrara, la prima uscita mi pare sia a Ferrara Nord, c'è l'area industriale, fate 8 km e arrivate a Ferrara, vuol dire che fra l'area industriale e Ferrara ci sono 8 km di cuscinetto, quello che a Mestre e Marghera, che è annessa a Mestre sostanzialmente, non c'è. Per cui un danno, se succedeva qualcosa a Marghera come qualcosa è successo negli anni, poteva creare veramente danni notevoli alle aree vicino alle industrie e non solo. E per esempio nel libro cito l'evento del 2002, mi pare,
per le date non sono forte, quando per un 28 novembre 2002, quando per una anomala reazione chimica alla Dow Chemical, penso che molti di voi lo ricorderanno, successe intorno alle 19:30, scattò l'allarme in tutta la città e in quell'occasione non scattarono le sirene subito, ma lo si venne a sapere dai notiziari che dicevano: non aprite le finestre, state chiusi in casa, muovetevi. Poi arrivarono sul posto i vigili del fuoco, arrivarono Bettin e l'allora sindaco Costa, e alle 20:30, quindi con 40 minuti di ritardo circa, cominciarono a suonare le sirene dell'allarme. Quello fu un grosso pericolo che corse Mestre, Marghera, eccetera. Fortunatamente i vigili del fuoco fecero un ottimo lavoro e venne tutto circoscritto. Ma, sempre come si racconta nel libro, anche molti anni prima, diversi anni prima, quando su Porto Marghera cadde il famoso aereo Argo 16, che era partito da Tessera, doveva andare non si sa dove perché erano aerei utilizzati dai servizi segreti, e cadde proprio su Mestre. Si parlò di un incidente e tuttora restano aperte tutte le ipotesi. Questo per indicare il pericolo di un porto presente lì a pochi, di un polo industriale presente lì a pochi metri dal cuore della città. Gianluca mi chiedeva, comunque se Vincenzo Brombin e Gianluca mi interrompono quando voglio, mi chiedeva i passi più significativi. Chiaramente il passo più significativo è stato il 1926, quando è stata tolta l'autonomia amministrativa a Mestre, in maniera anche un po' coercitiva e in maniera un po' anche sottovalutata dagli allora amministratori mestrini, che probabilmente l'hanno sottovalutata perché non pensavano mai che una cosa potesse accadere. Ne è un esempio che quando Venezia chiese di fare il porto lì, disse: ma non potrà mai farlo lì, perché se lo Stato dà finanziamenti ad un porto di Venezia, in quello stesso luogo può dare finanziamenti a un porto di Mestre. Invece no, lo dette al porto di Venezia, che poi venne realizzato. Il 26 è l'anno dell'annessione che praticamente storicamente conclude l'esistenza di Mestre, perché da allora Mestre città non esiste più. Ricordo che 3 anni prima del 26 il re, credo, se non sbaglio, Vittorio Emanuele III, dette a Venezia, a Mestre, l'appellativo di città. Questo è il 23. Il 24 esce questo fascicolo Mestre nelle 100 città d'Italia. Nel 24 sempre la Spes Mestre, indico queste cose per indicare, cioè per dare qualche esempio del valore della città in quel preciso momento, pre-annessione. La Spes Mestre va a Parigi per un festival mondiale della ginnastica, dell'atletica. Mi pare, se non erro, che ci fossero 26.000 atleti di tutto il mondo e non so quante società. In quel frangente la Spes Mestre vince il titolo, è la prima società assoluta che vince quei titoli lì che erano in palio a Parigi, ed ha l'onore di essere la prima società, la Spes Mestre, a sfilare nella lunga sfilata delle varie società di tutto il mondo nei Champs-Élysées davanti al Presidente della Repubblica di Parigi. Questo, quindi Mestre era a tutti gli effetti una città con le sue eccellenze nel campo dello sport, nel campo della scienza, in tantissimi settori, e a un certo punto scompare. Altre date significative, una potrei citarla nel 1945, nel dopoguerra, quando si tenta per un attimo di ripristinare, cioè si dice: quello che ha fatto il fascismo non ha valore, ripristiniamo il sindaco. 3 giorni dopo torna tutto come prima. Mi fermerei qua. Io farei un attimo un saltino dietro, perché magari vediamo non solo sul secolo scorso, parlo della storia del Medioevo. Molte volte come amministratori abbiamo tentato di mettere in piedi quello che tante città hanno, ovviamente in questo caso o con più storia, con più tradizione, un palio di Mestre. Abbiamo inutilmente ricercato nella storia un
fatto storico, un fatto socio-economico che avesse uno spessore tale e poi diciamo, un qualche cosa che ci consentisse di mettere in piedi un palio, che fosse un palio tipo Quintana, che fosse un palio della Corsa degli Asini, che fosse tipo quello che fanno a Chioggia. Però non abbiamo mai trovato un fatto storico che potesse rivestire questa iniziativa, se non ci parlano sempre della famosa guerra di Cambrai, in cui Mestre diventa la fedelissima, difende allo stremo il territorio di terraferma della Repubblica Veneta, si copre di gloria, però poi fatto eclatante, fatto storico che possa portare ad un palio non lo abbiamo ravvisato. Volevo sapere se tu nella tua ricerca storica hai invece ravveduto qualcosa che potesse calarsi in questa possibilità di creare un palio a Mestre. Allora, penso di no, però vorrei ricordare che c'è qui in sala Sandro Bressanello, che è regista e attore che ha collaborato per anni con il Comune di Venezia, che ha riproposto per alcuni anni la sortita di Venezia, e questa potrebbe essere una cosa da tornare a riproporre, perché la sortita è stato un momento estremamente significativo per la città. Ricordo che questa città, pur con il contributo di numerose valorose persone giunte a Mestre, a dar manforte alla città contro gli austriaci, praticamente sconfisse l'esercito austriaco, cioè un manipolo, perché di fronte a un esercito ben agguerrito, dotato di armi, di cannoni, eccetera, come l'austriaco, sconfitto da un ristretto gruppo di mestrini ed altri che erano giunti ad manforte, fu un grosso evento. Un evento che durò, cioè fu una vittoria effimera, perché nei primi mesi del 49 poi gli austriaci tornarono e con una forza ben maggiore si impadronì della città e anche di Venezia. Non mi pare di ravvisare la possibilità di creare un palio di Mestre, anche se Mestre, come descrive il libro, in passato era divisa in tanti borghi più che quartieri. C'era il borgo San Lorenzo, il borgo San Rocco, il borgo dei Tedeschi, il borgo delle Nuneghe e altri ancora, però non mi pare che siano mai stati in lizza fra loro questi borghi, per cui metterli in lizza adesso mi pare. Però, e ci ho pensato spesso, è giusta la proposta di Vincenzo, e io sono d'accordo, magari gli spiegherò qualche idea che ho per la mente, che Mestre merita una sua manifestazione significativa e che sia tipica di Mestre. Non so, mi riprometto di studiarne e di parlarne anche con voi in futuro. Vado un attimo avanti. Qui dentro ci sono tanti amici e tanti conoscenti, e devo dire che molti di loro mi hanno dato lo spunto proprio per completare la narrazione. Per esempio c'è Roberto Pea del Tennis Club Mestre, e in un periodo fulgido per lo sport mestrino, ricordo la Mestrina in Serie B, ricordo il basket Mestre in Serie A, ricordo i grossi successi del Circolo Scherma Mestre con Numa, Del Zotto, Borella e Andrea Cipressa, sono tutti ben raccontati qui dentro. Per esempio, dicevo, Pea, il Tennis Club Mestre ebbe il merito nel 1984 di portare la Coppa Davis a Mestre, un evento eccezionale seguito dalla Rai 1, e mi ricordo Galeazzi, e come racconto nel libro una cosa inedita per allora, cioè, penso che molti di voi abbiano sempre seguito il tennis è stato uno sport elegante, raffinato, un punto da una parte, un punto dall'altra, appunto acquisito il pubblico applaude un po', poi si zittisce, quando ci fu la Coppa Davis a Mestre il pubblico era un pubblico calcistico, diciamo, per cui non ci fu più rispetto per le battute, c'erano ovazioni, c'erano applausi, e questo irritò un po' anche soprattutto i tennisti romeni, che erano i nostri avversari, per cui
i mitici Tiriac e Nastasio. E mi ricordo benissimo che Galeazzi in diretta televisiva disse appunto che era la prima volta che un pubblico in un campo profanava, diciamo, un campo da tennis con questo tipo di tifo verso la squadra azzurra. Comunque fu un grossissimo evento, come grossissimi eventi sono stati i successi, come ho già detto, del basket Mestre, che è approdato in Serie A nel 73-74, mi pare di ricordare, il Circolo Scherma Mestre che per 20 anni ha dominato Olimpiadi, campionati del mondo, universiadi, eccetera, successi anche con Diego Lazzari della Spesse, eccetera. Il tutto poi un po' alla volta si è ammosciato, come un po' si è ammosciata purtroppo la vitalità intera di questa città. Ci resta solo il capitolo della cultura, a questo punto mi pare che i principali temi da toccare, dalla musica al teatro, insomma, ce lo racconti un po' il passato e il presente. Allora, mi è venuto in mente in questo istante, era veneziano, era un bravissimo ragazzo ed era un giramondo. Parlo degli anni 60. Negli anni 60 c'era qui ai Quattro Cantoni, prima c'era la Sala Cristallo, poi Severino Carraro, sul suggerimento di un ragazzetto che sostanzialmente sarei io, trasformò la Sala Cristallo, dove c'era tango, mazurka, valzer, nel tempio veneto del beat, la musica beat, quella dei Beatles, dei Rolling Stones, di tutti i gruppi che sono venuti dietro. Questo ragazzo veneziano, appassionato anche lui di musica, sapete che i veneziani sono un po' pigri, stanno bene a Venezia, si muovono raramente, eccetera, poi a Mestre ci vengono sempre con un po' di distacco, di così. Questo veniva a Mestre tutte le domeniche al Big Club, si metteva sotto il palco e stava ad ascoltare i musicisti. Si chiamava Guido Toffoletti. Guido Toffoletti era un giramondo, cioè noi quando andavamo a Padova, a Treviso, era già andato molto lontano. Lui era, probabilmente stava anche bene di famiglia, viaggiò a Londra, a Praga, negli Stati Uniti, eccetera. Quando tornava diceva: io sto bene in 3 città al mondo. Lui, veneziano, diceva: sto bene a Londra, Praga e Mestre. La cosa qua mi è sempre rimasta qua e gli sarò sempre grato per questa sua affermazione. Toffoletti poi ha fatto una gran bella carriera come musicista e purtroppo nel 94 mi pare, no sbaglio, nel 2000, nel 1999, la mattina dopo di essere stato al Delta Blues dove suonava nel Rodigino, si era fermato da amici a Cavarzere. La mattina presto prende la bici, percorre l'argine del fiume che passa per Cavarzere, forse l'Adige stesso, e un'auto lo investe e muore giovanissimo, non aveva neanche, mi pare che avesse 50 anni giù di lì, ed ha creato quel vuoto. Toffoletti è stato forse l'emblema dei tanti musicisti che Mestre nel frattempo ha creato. Posso citare che sicuramente il fermento di Mestre di allora ha consentito parlo di Nicoletta Strambelli, Patti Bravo, di decollare verso le mete che tutti conosciamo. C'era un altro giovane ragazzo, Italo Ianne, che poi Iti Jane, la cui canzone 100.000 violoncelli, qualcuno lo ricorderà, era la sigla dei gialli del tenente Sheridan, ed era una canzone scritta da Meccia e Zambrini, mi pare. Poi i molti gruppi che c'erano, alcuni esponenti sono qua presenti, gli Uragani, gli Amici, gli Opopi, le orme stesse sono veneziane, mezze margherine, però il loro sviluppo è venuto proprio qui a Mestre e potrei citarne tanti altri ancora. In quel tempo, anni 60, la piazza dalle 6 alle 9 di sera era gremita, ripeto, gremita di ragazzi. Vincenzo Conte era uno di questi ragazzi che gremivano la piazza allora.
Tenete presente che la piazza era aperta al traffico, passavano auto, macchine, moto, camion e autobus, eppure per noi tutto quel traffico non c'era, eravamo noi i padroni della piazza e vasche famose su e giù. E ripeto, una vitalità così come allora la piazza non l'ha più avuta, meno che meno oggi. Gianluca parlava di cultura, qui ci sono vari esponenti, ho già citato Sandro Bressanello, uno che ha dato lustro alla cultura mestrina, che ha fondato il TAG, il Teatro della Giustizia. C'è Salvatore Esposito che ha dato vita ai Caffè Sconcerto, una delle più interessanti manifestazioni dell'attività teatrale a Mestre, e ci sono ancora tanti altri tante altre eccellenze che hanno dato il loro contributo a Mestre in vari settori, non solo quello musicale e di teatro. Mi viene sempre in mente adesso, andando sul campo scientifico, l'Italia è stata il terzo paese al mondo a lanciare un satellite nello spazio dopo Russia e Stati Uniti. Il merito di questo fatto, cioè che l'Italia è stato il terzo, ha battuto tutta l'altra concorrenza, è stato di un mestrino, Luigi Broglio. Luigi Broglio è nato a Mestre, fu un illustre scienziato che dette vita all'Agenzia Spaziale Italiana, e grazie alla sua attività era riconosciuto in tutto il mondo per il suo valore, e grazie alla sua attività, ripeto, l'Italia lanciò da una piattaforma in Kenya il primo satellite europeo e italiano soprattutto, e venne definito il von Braun italiano. Questo per dire che Mestre ha prodotto tante eccellenze e probabilmente continua a produrne anche adesso, però è difficile un po' individuarle, perché è semplice il discorso. Se voi andate in internet sui dizionari delle personalità, questo e quest'altro, trovate nato a Venezia, per cui la cosa è estremamente ambigua. Cito un esempio attualissimo: la famosa Beatrice Vio, Bebe Vio. Io sui giornali non sono mai riuscito a capire dove è nata, so che con la famiglia abita a Mogliano e ho cercato di capire, è nata a. Un giorno sulla Nuova Venezia ho letto, perché gli fa il cronista che la interrogava: tu sei nata nei dintorni di Venezia, vero? Confermato, e quindi Bebe Vio nata genericamente nei dintorni di Venezia. Allora, grazie a Francesco Coppola, collaboratore del Gazzettino, uno che di sport mestrino sa tutto, venne a sapere che Bebe Vio è mestrina, è nata all'ospedale di Villa Salus a Mestre. Per cui adesso giustamente viene riconosciuta come veneziana, come moglianese, sicuramente un'atleta di fama internazionale, però è mestrina. Se Mestre fosse stata comune avremmo una mestrina illustre in più. Invece è veneziana a tutti gli effetti. E lascio a voi intervenire. Allora, prima un piccolo flash nel campo della musica. Mestre ha avuto proprio con Severino Carraro uno dei primi tra i più importanti concorsi musicali, che era la Pennetta d'Oro, che aveva una rilevanza d'Italia, non tutti ricordiamo. Ma io che sono un po' più amante della storia dico: qual è la tua personale individuazione più attinente secondo te al nome di Mestre? Perché si parla di sto Mestre che era di Pano Troiano, un certo Mestre centurione romano. Il nome lo fanno risalire a tante origini. Qual è, secondo i tuoi studi, le tue ricerche, quello che per te è il più verosimile? Allora, Vincenzo non lo voglio più con me perché fa domande difficili. Sì, in effetti è una domanda difficile e mi dà l'occasione per dire che per quanto riguarda la parte storicamente antica, io non ho potuto che rifarmi alle storie preesistenti di illustri maestri quali Sergio Barizza, che avrebbe dovuto venire oggi ma forse aveva altri impegni, come Luigi Brunello, come il Barcella che scrisse notizie storiche intorno al castello di Mestre,
e anche Roberto Stevanato, presidente degli istituti storici di Mestre, Marco Sbrozò, Adriana Gusso, eccetera. Tutti queste persone hanno scritto di Mestre, delle sue origini. In effetti sapere l'origine esatta del nome è un po' improbabile, perché, come è scritto da tante parti, il primo atto in cui si registra il nome di Mestre fu la cessione da parte di Ottone III, mi pare, ai Collalto di Treviso, questa del 994, di un manso regale fra Mestre, Brentulum e un'altra cosa ancora, per cui compare nel 994 la cessione di questo territorio fra Mestre e la Gazzera, sostanzialmente ai Collalto di Treviso, compare per la prima volta il nome Mestre, scritto allora Mester, per essere precisi. Questa scritta è curioso anche raccontare di questa scritta, che ripeto, è una storia già scritta in altre storie. Comunque questa scritta, questa pergamena in cui per la prima volta compare il nome Mestre, appartiene ancora oggi alla biblioteca di Rokycany, che è un paese fra Praga e Pilsen. Perché è arrivata lì sta pergamena, che sarebbe preziosa per Mestre, sarebbe un onore averla anche qua in municipio? Perché un guerriero, avendo un buco sulla scarpa, la piegò, se la mise sotto il piede e la mise a tappare la suola. Nonostante questo servizio e probabilmente la lunga marcia da Mestre a Rokycany, è arrivata in buone condizioni ed è tuttora esposta in questa biblioteca di Rokycany. Per cui, tornando alla domanda di Vincenzo, è problematico il nome, diciamo, la faccenda di Mestre è un po' leggendaria e sarebbe tutto da verificare, ma non è possibile verificarla. Quella del Mestrius, cioè di questo esponente romano che sarebbe venuto a Mestre a creare il forte, potrebbe essere una ipotesi percorribile. Secondo me la più percorribile è quella che, come scrive, mi ricordo qualcuno, il Mazzenego per un tratto forse si chiamava anche Mestrius o Mestre stessa, e che quindi il borgo che è sorto prendesse il nome dal fiume. Come può essere che il borgo preesistesse e che il fiume nel tratto in cui lo attraversava prendesse il nome del borgo? Per cui io direi comunque che la più plausibile è proprio che ci fosse un tratto del fiume che si chiamava Mestre, e Mestre ha preso il nome da questo. Altre ipotesi, ripeto, sono difficilmente verificabili perché non ci sono documentazioni che possono attestare per una parte o per l'altra. Sei cavata. Io adesso non so se tu vuoi andare avanti o vuoi che ti salvi chiudendo la chiacchierata. Sì, concludo, cioè dopo magari se qualcuno di voi vuole farmi qualche domanda più benevola di quelle di Vincenzo Conce, sono qua, sì, la Filomena la conosco. Sì, come ha sottolineato Gianluca, altre storie sono state scritte di Mestre, alcune, e giustamente, si fermano al 1926, altre arrivano ad accennare, proprio un accenno agli anni 60, quando c'è stato il boom industriale, quando c'è stato il sacco di Mestre. Qui, se volessimo aprire il discorso sacco di Mestre, andiamo avanti un'altra mezz'ora. Apro una parentesi: Mestre era una città che cresceva in maniera armonica, gradevole, piacevole, si stava bene a Mestre. A un certo punto si torna al discorso di Porto Marghera e dagli anni 50 in su si scombussola tutto e Mestre viene devastata, sostanzialmente il termine più idoneo. Sono scomparsi ettari di aree verdi, sono scomparse ville, case, eccetera, e fortunatamente è rimasta quest'area, la piazza e dintorni, che si è salvaguardata. Ecco, torno alle varie storie che sono state scritte prima e che arrivano fino a una certa data. Questa ha il pregio, sempre che sia un pregio per chi lo legge, di arrivare ad oggi. Cioè si accenna al fatto che nel settembre 2017 Porto Marghera festeggerà i 100 anni con manifestazioni diffuse tra Mestre, Venezia e Marghera,
e si racconta tutta la storia dei referendum amministrativi per arrivare all'ultimo, il quinto, che è stato auspicato più volte e che si pensava si potesse fare assieme a quello per il Veneto il 22 ottobre, che invece non si farà per, diciamo, legittimi dubbi di chi doveva promuoverlo, come Luca Zaia, Presidente della Regione. Io cito una frase che è qui nel risvolto di copertina, che conclude dicendo le cose citate. Nel libro si parla del scandalo Mose, della promozione del Mestre in Serie C avvenuta nel maggio scorso, del nuovo ospedale di Piazza Candiani, del buco dell'ospedale di Mestre, che è una cosa vergognosa. Dico che un amministratore non dovrebbe dormire la notte per lo stato dell'ospedale. E concludo che si parla anche del referendum che temuto, negato, contestato, dico, prima o poi si dovrà pur fare se non si vorrà negare definitivamente a questa città il diritto di esistere. Ed è un po' questo il succo del libro che, ripeto, è scritto da un mestrino e che vuole essere appunto dalla parte di questa città. Schiacci il pulsantino nero alla base del microfono e si accende la luce. Buongiorno, grazie, mi chiamo Candiani Rolando. Da ragazzino abitavo in via Riviera Marco Polo e abbiamo avuto modo con gli altri amici di giocare nell'allora Parco Ponci. E a un certo momento è sparito tutto, ma ho un ricordo ancora oggi di quella zona perché era centrale, e se potesse darmi qualche indicazione, informazione dell'origine di questo Parco Ponci e come poi la sua storia sia tragicamente finita. Allora, cercherò di essere breve. Comunque sicuramente Rolando conosce anche lui molto di questa storia ed è una storia molto triste. Comunque il Parco Ponci, approfitto per dire che del padre di Rolando, Luigi Candiani, si parla anche nel libro come di Felisati, di Pomi e di altri autori mestrini, altri artisti mestrini. Il Parco Ponci è stato scelto come copertina del libro. Allora, parto da Goldoni, che definì Mestre una piccola Versailles. Il Goldoni non parlò a caso. A Versailles esiste il Petit Trianon. Se voi andate a vedere su qualche enciclopedia, forse anche in internet, cos'è questo Petit, non sono edotto in francese, Petit Trianon, è un'area che assomiglia molto a quello che era il Parco Ponci a Mestre ed era la residenza estiva di una regina di Francia. Nel libro è scritto anche chi era questa regina. Il Parco Ponci era un gioiello che venne creato nel momento in cui molti illustri veneziani vennero a Mestre a farsi la villa per la villeggiatura, come scrisse anche lo stesso Goldoni in una sua trilogia, la trilogia della villeggiatura. Anche il Ponci si fece la villa a Mestre e accanto alla villa creò una sua industria farmaceutica che produceva fra l'altro le famose pillole Santa Fosca. Per cui diciamo che siamo nel XVII secolo e ebbe l'ardire di creare a Mestre una villa con un lago. Forse già in quella zona c'era una sorta di lago perché passava il Martenego lì vicino e per cui forse fu agevolato in questo. Comunque creò un'oasi veramente bella a Mestre che io ho sempre pensato che in nessun'altra parte del mondo, in nessun borgo, città grande, dovunque si voglia collocarla, nessuno avrebbe mai pensato di distruggere
quell'area lì, un'area così, eppure questo è successo a Mestre, come sono successe altre cose inspiegabili. Adesso mi allargo un po'. Nella nota dell'autore all'inizio della mia nota paragono, e il Gazzettino ha accennato che è un po' un azzardo, e può essere anche vero, paragono Mestre a Copenaghen. Perché paragono Mestre a Copenaghen? Perché Copenaghen ha un fiume che da una piazza principale porta verso il mare che non è all'estremità di questo canale, perché poi si deve girare a sinistra, si deve vedere la Sirenetta e poi si allarga al mare. Da questo canale che parte dal centro di Copenaghen partono ogni 10 minuti battelli turistici affollatissimi, e le due ali di questo canale, delle strade che lo fiancheggiano, sono vitali, piene di ristoranti, di negozi caratteristici, mercatini, eccetera. Mestre aveva un canale che partiva da Piazza Barca, il canale Salso. Allora, mi allargo ancora. Da Chioggia partono ogni 10 minuti battelli turistici per Venezia. Noi a Mestre, col canale Salso, avremmo a pochi minuti di battello il patrimonio della laguna con le isole e compagnia bella. E tutto questo battelli turistici potevano partire da Mestre, pieni di turisti, in direzione di Venezia, delle isole, dell'estuario, eccetera, al Lido, eccetera. Cosa si è fatto a Mestre? Non si è tenuto il canale che, lo sapete tutti benissimo, è stato ritratto, il canale Salso è stato ritratto dal Canaletto e dal Bellotto in due meravigliose vedute, e anche da tantissimi altri artisti anche in tempi recenti, fino a che ha avuto certe caratteristiche. Poi è stato fatto uno scempio, cioè se voi guardate anche nei libri di vecchie immagini di Mestre, la prima Piazza Barche, quello che era prima, cioè il canale Salso con le case ai lati eccetera, e la Piazza Barche dopo, viene da piangere sostanzialmente. È stato creato un quadrato, un rettangolo d'asfalto solamente per far girare gli autobus con pochi alberi spelacchiati intorno e fine. Perché non è stato lasciato, come si poteva salvaguardare il Parco Ponzi, si poteva tenersi il canale Salso fino in Piazza Barche e appunto creare questo alternativo mezzo di trasporto turistico verso Venezia e verso le isole? Era una cosa notevole, non è stata pensata, non è stata. Mestre ha perso tante altre cose, ha perso il parco, ha perso il canale, ha perso la Torre del Freddo. La Torre del Freddo era una bella torre che dava lustro alla via Torre del Freddo, perché era una torre particolare, era poi anche scura, un po' nordica, anche quella è stata buttata giù. Come per il parco, come Ponci, come per la torre, il comune ha detto non abbiamo i soldi per poterla tenere e non abbiamo i soldi per poterci acquisire il parco, e così certe cose che Mestre aveva non le ha irreversibilmente più. Tutto qui. Questo libro, adesso qua abbiamo dedicato tempo a parlare di tutte le cose che abbiamo, tutto quello che abbiamo perso e tutto quello che è stato fatto scempio di questa città. Io credo che questo libro possa essere un punto di partenza per guardare avanti. Tra l'altro tu lo scrivi nella tua introduzione: Mestre, la grande occasione, irrimediabilmente persa o ancora tutta da giocare? Saranno le prossime settimane o forse i prossimi mesi a stabilirlo, perché i tempi ormai stringono, ma non è più possibile temporeggiare, peggio ancora sbagliare. E io credo che questo sia il punto di partenza da questo libro, potrebbe essere uno stimolo anche a chi ci governa o chi ci amministra per riuscire a pensare a una Mestre che valorizzi tutto quello che di buono, di positivo. Ritorno anche al tema della cultura. Io credo che questa città abbia tantissimo da dare, se quei pochi spazi che esistono magari venissero utilizzati. Ci sono un paio di teatri che sono chiusi da anni e che non vengono utilizzati, che non vengono messi a disposizione dei giovani talenti che noi abbiamo qua in città, il Parco della Scuola, ad esempio il Teatro del Parco. Perché io credo che su tutti questi temi qua noi dovremmo invece discutere tenendo i piedi nel passato e tutti gli errori che sono stati fatti, ma cercando di andare avanti e di mettere tutte le belle teste, tutte le cose positive, tutte le iniziative e la grinta che c'è in questa città per cercare di svoltare quello che dici.
Allora, storicamente Mestre ha avuto sindaci e giunte comunali che sono state sempre più o meno vicine a questa città e che hanno investito, proprio investito non economicamente, investito in idee, in risorse eccetera, sempre in misura varia per questa città. Questo territorio è l'unico territorio al mondo dove un sindaco e una giunta non amministrano una città, ma ne amministrano due. Questo è un dato di fatto. L'attuale sindaco, come i precedenti, amministrano Venezia e amministrano Mestre. Sarebbe più ovvio che Padova amministrasse Vicenza, diciamo, perché sono due città molto simili, molto coerenti l'una all'altra. A Venezia vanno i battelli, a Mestre vanno le auto. Questo già dice tutto. Sono due problematiche talmente diverse da affrontare che nessuno può togliere dalla testa che due sindaci e due giunte, una che si occupa di Venezia e una che si occupa di Mestre, amministrerebbero meglio di una che si occupa di entrambe. Concludo questo intervento sostanzialmente leggendo le ultime righe del libro che sintetizzano quanto ho detto. Resta una sola certezza al di là di tutto, scrivo: servono persone che di Mestre si occupino a tempo pieno, con convinzione, impegno costante, massima attenzione, grande rispetto, con amore, passione, estro e fantasia. Bisogna mettere in campo idee, energie, strategie, progetti e risorse, tutte cose che potrebbero non esserci mai fin tanto che questa città continuerà ad essere governata a mezzo servizio. Concludo qui. Vi ringrazio per essere stati presenti. Ringraziamo gli iniziati per l'illustrazione e anche per questa opera che è un dono alla città di Mestre. Un dono per chi la conosce e un dono per chi non la conosce. Vuole essere uno stimolo a trovare l'identità di questa città, un'identità sottratta, come dicevo prima, con un atto di imperio che speriamo possa in qualche maniera ritornare ad avere la sua importanza come l'ha sempre avuta nel contesto regionale e nazionale. Grazie a tutti e buon pensiero.